Beh, intanto grazie a tutti di essere qua. Voglio ringraziare per l'affetto, per la partecipazione, grazie a chi ha creduto e ha dato valore al valore svolto e la possibilità di poterlo concretizzare e anche al suo disseminarsi. Grazie ai meravigliosi colleghi delle soprintendenze di Udine e di Venezia che hanno veramente sostenuto molto, ma soprattutto ai protagonisti, i protagonisti che oggi sono arrivati qui, protagonisti che quando si parla poi di accessibilità al patrimonio culturale, e lo vedremo poi anche nelle immagini, nelle cose, i protagonisti di questo libro, di tutte le esperienze, sono persone con difficoltà di accesso alla cultura, per varie che sono per problemi di disabilità, di marginalità. E in queste giornate che Vicino Lontano ha dedicato al tema dello scarto, io vorrei dare invece la visione, dare un altro significato a questa parola, ovvero scartare è scartare un regalo, togliere una carta e trovare dentro un dono. Tutti i progetti raccontati nel libro e quello che adesso cominceremo a vedere sono dei doni, perché il patrimonio culturale è raccontato con una sensibilità, con un punto di vista diverso, particolare, inconsueto, e questo racconto del patrimonio che fa parte della quotidianità di tutti noi diventa per tutti un dono e un regalo. Ma per iniziare presenterei il video realizzato 2 anni fa da Rai Cultura che racconta il progetto E adesso sono qui, declinato poi con le scuole, e così cominciamo a capire un attimino di cosa si parla. È un progetto voluto dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero, che anche oggi qui è presente, che ringrazio. E prego. Ciao ragazzi, benvenuti, entrate. Questo è Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. E oggi voglio raccontarvi il progetto E adesso sono qui. Abbiamo invitato stranieri nati o cresciuti all'estero ma che adesso vivono qui a raccontare un dettaglio del patrimonio culturale che potesse rappresentare nella traiettoria della loro vita il loro essere qui adesso, la loro identità. Questa qui che scrittura è? Questo è Dari, l'antica lingua persiana. Ma è il Teatro Arrigoni, è a San Vita, vicino a casa mia. Sì, e ce l'ha raccontato uno scrittore che viene dall'Afghanistan. La bellezza e la ricchezza di questo progetto è proprio la grande diversità dei partecipanti che ci hanno raccontato in modo inedito, inconsueto, il patrimonio che siamo abituati a guardare e a conoscere sempre. Guarda che bel dipinto! Una signora di 80 anni, ritornata nel suo paese d'origine, la Carnia, racconta al nipote svizzero le sue origini e lo fa attraverso i costumi, le tradizioni, gli usi, le leggende. Sì, infatti il Friuli negli scorsi secoli è stata una terra di grande emigrazione. Da qui partivano per il mondo. Ma adesso le strade sono cambiate e per raggiungere l'Europa il Friuli è la porta d'accesso per chi vuole realizzare il proprio sogno migratorio e arriva dalla rotta balcanica. Ma questo ponte io lo conosco, è il ponte del Diavolo di Cividale Sì. del Friuli. Io ci passo spessissimo, offre un panorama mozzafiato. Sono felice di leggere che ha affascinato anche un gruppo di minori stranieri non accompagnati. Loro stessi si definiscono un ponte tra culture difficile da attraversare. Sì, infatti abbiamo un ponte tra il passato e il futuro, accomunato dalla stessa identica parola, speranza. E adesso ragazzi, tocca a voi intervistare degli stranieri, dargli voce mettendovi nei loro panni e con sensibilità ed empatia raccontare le loro storie. Questa è la Refugees Public School, è una scuola di italiano per stranieri gestita da volontari. E questi ragazzi
possono rispondere alle vostre domande. Prego. Buongiorno, noi siamo da Ucraina, io sono Giulia, mia città Kryvyi Rog. Io sono Giulia, vengo da Kharkiv. Ciao, noi siamo degli studenti, stiamo facendo questo progetto, adesso siamo qui in collaborazione con la Soprintendenza di Udine e volevamo farvi qualche domanda riguardante se avete qualche bene culturale del vostro paese a cui siete più legate o che vi è piaciuto di più. Nel nostro paese però non ci sono i castelli come in Italia, però noi abbiamo tante chiese di antica molto bellissime. Invece, a quale monumento di Udine vi sentite più legato? Insomma, quale monumento vi piace di più? Castello di Udine. Per quale motivo l'avete scelto? Io ho la passione per i castelli e per luoghi antichi, che hanno una storia antica come questo palazzo, è il più famoso della città ed è pieno di storia e bellezza. A me invece piace salire dalla piazza lassù e quando si apre questo bellissimo panorama si vede tutta città fino alle montagne. Mi piace guardare questi stormi di colombi bianchi, così lassù tu senti proprio libero come un uccello. Scusami, posso fare qualche domanda anche a te? Magari se puoi dirci chi sei, da dove vieni, magari se anche tu hai un posto che rappresenta il tuo essere in Italia adesso. Mi chiamo Nabil Bougrin, sono nato in Marocco e sono arrivato in Italia un anno fa. E il posto che mi piace di più è l'ospedale di San Tommaso di Maiano. Questo ospedale di San Tommaso di Maiano è stato il primo luogo in cui mi sono sentito accolto senza pregiudizi. Andiamo. E vedete questi mura antichi? Ci raccontano di tutto il tempo che è passato e quando tocchiamo possiamo sentire tutte le persone che sono state qui. Io sono un artista e disegno ciò che sento. Nel tuo disegno c'è sia il passato che il futuro. Ma secondo te l'arte è universale, ci unisce tutti? E io sono musulmano e l'Islam mi insegna di rispettare tutte le religioni. Condividere il rispetto per questa chiesa che accoglieva tutti i viaggiatori. Tutti noi siamo in viaggio. In questo luogo c'è amore, tolleranza e pace. Adesso dobbiamo studiare e approfondire i luoghi che abbiamo conosciuto. In biblioteca c'è una pergamena antica che parla proprio di questo ospedale. Andiamo a vederla. Venendo qua in biblioteca abbiamo scoperto l'esistenza di questa antica pergamena del Portis del 1199. Parla dell'ospedale di Maiano, struttura ancora attiva per l'accoglienza. Qui confluivano strade che partivano sia dall'Europa che dal vicino Oriente. L'ospedale di Maiano è uno dei migliaia che sono stati costruiti durante il Medioevo, è uno degli ultimi superstiti ed è una struttura ancora attiva. Il Friuli Venezia Giulia da sempre è stato un crocevia di popoli e culture. Qui c'era il passaggio che univa l'Adriatico all'Europa centro-orientale. Ma in altri tempi è stato anche scenario di guerre, di battaglie, di conquiste, di confini, di chiusure nette che hanno determinato sofferenza e marginalità, come ad esempio il confine che divideva a Gorizia Piazza della Transalpina, ma che adesso che è aperto, è un importante simbolo per un'Europa di pace e di libertà. Io mi medesimo in questa piazza tagliata a metà. Sono bilingue, appartengo alla comunità slovena e parlo l'italiano e lo sloveno. E con questa concezione ho capito e ho studiato che la sua storia è uguale alla mia storia della mia comunità e anche della mia famiglia. È proprio questa l'Europa che vogliamo noi giovani, ovvero l'Europa dei popoli, dove il diritto alla cultura è fondamentale ed è alla base della democrazia. Ed è di questo che tratta la Convenzione di Faro ed è questa l'Europa di cui noi oggi ci sentiamo cittadini.
Ho scoperto beni culturali e monumenti vicino a me che prima non conoscevo. Insieme abbiamo dato voce a storie di speranza e di bellezza. Per me è stata la scoperta di uno sguardo inaspettato sui beni culturali. E adesso noi siamo qui! Ciao! Grazie. Adesso vorrei dare la parola al dottor Andrea Pessina, direttore del segretariato regionale del Friuli Venezia Giulia del Ministero. Grazie Marina e soprattutto un saluto a tutti i presenti, agli amici e ai colleghi e come già ricordato ai ragazzi che sono i protagonisti di questi bellissimi progetti. Naturalmente un ringraziamento a Vicino Lontano che ci ha riservato questo spazio e poi permettetemi un ringraziamento a Tommaso Montanari che con la sua presenza di oggi scioglie un voto di più di un anno fa che mi aveva fatto, ma soprattutto come dire, lo ringrazio per aver trovato all'interno della sua agenda fitta di impegni e ricca soprattutto di impegno, un momento anche per noi. Quando con Morena parlavamo di questi progetti e di questo libro che è nato da questi progetti, ci dicevamo la persona giusta per presentarlo sarebbe Tommaso Montanari e sono certo che oggi il suo commento sarà estremamente prezioso per tutti noi per leggere appunto questi progetti. Che cosa vorrei condividere con voi e che cosa vi vorrei raccontare? Ma innanzitutto come è nata l'idea di questo libro? Un incontro al mio arrivo qui a Udine come dirigente con Morena che subito mi volle parlare dei tanti progetti che aveva in parte già concluso o erano in fase di conclusione legati appunto all'educazione e al patrimonio culturale. Naturalmente l'ascoltai con piacere, devo dire inizialmente senza dare troppa attenzione a quello che mi diceva, lo ammetto, perché vengo anch'io da, come dire, molti anni di lavoro nel campo, sono per formazione un archeologo e ho partecipato come dire, a un numero infinito di iniziative didattiche anche in compagnia di alcuni amici che sono presenti in sala legati al patrimonio archeologico e soprattutto al patrimonio della nostra regione. Però via via che Morena mi raccontava questi progetti, ma soprattutto assistendo a quelli che sono stati gli eventi conclusivi di alcuni di questi progetti, vedendo il grande entusiasmo soprattutto dei ragazzi e a volte anche dei genitori che li accompagnavano, allora c'è stata una sorta di epifania, cioè effettivamente ho capito il grande valore di queste attività e soprattutto la necessità di metterli su carta, non solo per documentare che cosa è stato fatto, ma anche nella speranza che siano semplicemente la prima pietra miliare di un nuovo modo di fare didattica. È questo che ci auspichiamo e sono certo che sortirà questo effetto. Perché io stesso ammetto di aver capito, leggendo i progetti e assistendo appunto alle varie presentazioni, che come dire, la visione un po' tradizionale che fino a quel momento avevo avuto dalla didattica era una visione, non dico del tutto superata, ma che indubbiamente andava aggiornata, andava ampliata, se vogliamo, non più concentrarsi sugli oggetti, ma allargare lo sguardo anche verso la comunità delle persone che in qualche misura sono coinvolte, perché non è che il mondo è in corso di cambiamento, il mondo è già cambiato. Ci troviamo dinanzi a una realtà, anche se solo pensiamo alla realtà italiana, in cui il numero delle persone che arrivano da altri mondi, da altre culture,
è considerevole, sono circa 5 milioni gli stranieri residenti in Italia, rappresentano il 9% della popolazione, ma soprattutto nelle classi e nelle scuole queste percentuali sono enormemente più ampie. Quindi i nostri, continuiamo pure a chiamarli così, discorsi tradizionali sulle culture andavano in qualche misura modificati. Perché? Andavano modificati perché il patrimonio culturale giustamente deve adesso avere un'altra funzione, non costruire più secondo un'ottica che potremmo definire otto-novecentesca un'identità, o perlomeno non solo. Era un po' il figlio degli stati-nazione che nell'Ottocento erano nati, che avevano bisogno, se vogliamo, di coagularsi intorno a queste idee, a volte costruite a tavolino, ma adesso il patrimonio culturale deve essere invece utilizzato semmai come strumento appunto di coesione sociale e strumento di integrazione. Un'integrazione però che non vuol dire trasformare l'altro in una brutta coppia di noi italiani o friulani, ma attivare uno scambio fecondo tra culture che per loro natura nella storia si sono sempre mescolate, confrontate e arricchite. Giustamente nel libro viene sottolineato, lo ha detto anche prima Morena nell'introduzione, siamo una regione di frontiera, non di confine. Siamo una regione dove da sempre si confrontano culture diverse e si fecondano l'una con l'altra, ed è in questo senso che il nostro patrimonio appunto deve servire per creare una nuova cittadinanza di cittadini che si arricchiscono gli uni con gli altri. Naturalmente vedrete poi dalla presentazione di Morena, i progetti non riguardano solo i migranti, i progetti riguardano tutte le marginalità, anche questo è molto bello, e sono fortemente innovativi anche nel modo con il quale le persone sono state coinvolte. E la riflessione che credo sia necessario condividere con tutti voi è che tutte queste proposte che arrivano ci portano peraltro anche, io credo, a riconsiderare il ruolo dei musei. Un ruolo che fortunatamente in alcuni casi, penso sempre al Museo Egizio, retto ottimamente dal collega Cristian Greco, ha già avviato questa strada, ma un ruolo che non è tanto quello di conservare una memoria o di fornire una lettura cristallizzata della storia, ma semplicemente un ruolo che è quello di diventare luogo di incontri appunto e di scambi nei quali anche questi nuovi cittadini non si sentano più marginali, non si sentano più inadeguati, ma possano invece iniziare a partecipare alla vita democratica del nostro Paese. Vedrete nelle pagine del libro e soprattutto nella filigrana di questi progetti c'è la Convenzione di Faro continuamente che emerge, però come dire, una Convenzione di Faro che grazie al cielo qui viene messa in pratica, viene attivata addirittura prima che venisse ratificata dal nostro Paese, perché alcuni progetti risalgono già ad anni fa, invece l'Italia l'ha ratificata solo nel 2020 e è diventata operativa nel 2021. Ed è una convenzione che da una parte come dire, recupera la nozione di patrimonio culturale europeo, quale è nata dalla Convenzione di Parigi del 1984, come dire, un patrimonio culturale che non è più nazionale, ma che ha allargato notevolmente i suoi confini, ma che soprattutto nell'incontro tra culture vede la sua ricchezza e la sua peculiarità, la sua stratificazione che non vanno mai perse e smarrite, ma dall'altra parte soprattutto individua una nuova funzione per il patrimonio, che è quella appunto di creare nuovi cittadini, di incentivare
la democrazia e come dire, il godimento dei diritti sostanziali e soprattutto anche quello di incentivare la partecipazione alla vita sociale, alla vita democratica in un momento in cui lo vediamo tutti i giorni, questa è fortemente in crisi, vuoi per il declino dei partiti tradizionali e delle fedi politiche, vuoi forse per l'evoluzione di questo mondo che nella sua versione tradizionale si sta un po' liquefacendo, perlomeno sta diventando più fluido, e la cultura non è più come una volta strettamente legata e delimitata a un territorio, perché la facilità dei mezzi di comunicazione in realtà ci rende tutti delle comunità molto più ampie di condivisione di certi principi e di certi ideali. Quindi io credo un libro veramente ricchissimo di spunti e soprattutto delle iniziative e delle attività estremamente preziose e che poi sotto sotto, anche rileggendolo alla luce dell'attuale momento storico e politico, ci mette in guardia anche verso certe identità culturali che vengono come dire, sbandierate o rispolverate e che sono invece semplicemente a volte degli artifici di noi moderni per giustificare o per cercare nel passato giustificazioni insomma del presente. Grazie alle scuole e anche ai loro insegnanti che hanno aderito e grazie soprattutto a Morena per il suo impegno e anche la grande passione che come dire, senza difficoltà traspare e si diffonde ovunque, della quale abbiamo tutti molto bisogno. Grazie. E adesso passo la parola all'architetto Valentina Minosi, soprintendente del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti, grazie soprattutto a Morena Maresia che ha dimostrato sempre in ogni momento un entusiasmo, una caparbietà pazzesca nel portare avanti questi progetti e una grande intelligenza anche nella costruzione di questi progetti di cui siamo assolutamente entusiasti. Io sono qui in Friuli Venezia Giulia da un anno, festeggerò un anno la prossima settimana e sono arrivata con i progetti che erano già stati in parte completati e la pubblicazione che era già sul mio tavolo, è stato uno dei primissimi doni che ho ricevuto arrivando in... Meglio questo, ok. Dicevo, è uno dei primissimi doni che ho ricevuto arrivando in ufficio e ho subito, in realtà sono rimasta profondamente sorpresa perché io venivo da funzionario architetto da altra soprintendenza, quella milanese, dove in realtà, ahimè, facevamo veramente molta fatica a poter dedicare anche un poca parte del nostro tempo all'educazione al patrimonio, che invece è fondamentale ed è centrale. Quasi come se nel momento del passaggio di quella divisione tra tutela e valorizzazione che a un certo punto abbiamo subito avesse determinato il fatto che le soprintendenze dovessero avere un ruolo più marginale rispetto alle tematiche proprio dell'educazione al patrimonio, aspetto che ovviamente reputo senza senso, anche perché il nostro patrimonio, e il professor Montanari lo dice nei suoi scritti in maniera meravigliosa, è portatore di tempi diversi, viene da tempi diversi, quindi rispetto alla nostra esistenza, la nostra realtà finisce per essere un patrimonio asincrono, che però deve essere invece reso sincrono, deve essere sincronizzato con la nostra esistenza e per poterlo fare noi questo patrimonio dobbiamo continuamente semantizzarlo, ce lo dobbiamo appropriarci di questo patrimonio e l'appropriazione del patrimonio avviene attraverso questi progetti in cui, ha detto bene il dottor Pessina, è la persona che viene messa al centro, abbiamo un ribaltamento, quindi che cosa quel patrimonio è in grado di far emergere, quali sentimenti, quali sensazioni. Questa educazione sentimentale così definita, che trovo un'espressione meravigliosa e assolutamente adatta
adatta a descrivere anche l'entusiasmo con cui noi che lo facciamo per mestiere, ma poi speriamo tutti voi possiate avvicinarvi al nostro patrimonio culturale. Patrimonio culturale che è anche difficile declinare da un punto di vista definitorio. La normativa, sappiamo, ha dato le sue definizioni nel corso del tempo, facendo emergere le tematiche della testimonianza avente valore di civiltà quando parliamo di bene culturale, il tema dell'identità, dell'identità rischioso, perché ovviamente, così come si diceva, può aprire a interpretazioni altre rispetto invece a quello che deve essere. Patrimonio che deve essere invece capace di provocare sentimenti. C'è una ricerca fatta dall'Unione Europea che in questi anni ha portato avanti il professor Sacco dell'Università di Chieti e Pescara, dove mette in evidenza come la partecipazione al patrimonio determina benessere, ma benessere fisico. Ha dimostrato come partecipare visitare una mostra, passeggiare per il centro della città genera un abbassamento dei valori di cortisolo, quindi diminuisce lo stress. Quindi un sentimento che genera anche proprio un benessere personale su ognuno di noi e che trovo una cosa assolutamente meravigliosa. Quindi diciamo che l'educazione al patrimonio è fondamentale, è centrale ed è per noi soprintendenze la conditio sine qua non che rende efficace ed effettivo il nostro lavoro. Purtroppo noi, come si sa, non godiamo di una grande reputazione. Perché? Proprio perché a volte non si comprende il nostro accanimento, il nostro tentativo di preservare, di conservare ciò che ci viene dal passato, proprio perché manca questo avvicinamento al patrimonio da parte di tutti. E le comunità di eredità di cui parla la Convenzione Faro certamente in quest'ottica devono muovere, no? Dalla partecipazione delle comunità nel riconoscimento del patrimonio culturale. Spero di non avervi tediato e lascio invece la parola con un grande interesse al professor Montanari. Grazie. Grazie e buongiorno a tutte e tutti, e sono io che ringrazio voi per questa occasione di confronto in questo meraviglioso festival, in questo luogo fisico e soprattutto con queste colleghe e questo collega. Vorrei ringraziare moltissimo la sovrintendente Andrea Pessina, che da fiorentino dico mi manca molto come sovrintendente di Firenze, è stato un grande sovrintendente e penso che siate molto fortunati ad averlo in questa regione, e naturalmente Morena Maresia, alla quale si deve, direi con un'energia vulcanica, la costruzione di questi progetti che nel libro hanno una traccia stabile, una traccia duratura, ma che sono in realtà, come abbiamo visto, una cosa viva, vivissima, e credo che non ci possa essere un posto migliore in cui parlarne che davvero questa chiesa, dove per un po' di tempo, fra l'altro, fu sepolto Dorico da Pordenone, cioè un contemporaneo di Dante che viaggia fino a Baghdad, fino alla Cina, passando per l'India, arriva in Tibet, muore nel 1331, 10 anni dopo Dante. Quando pensiamo al nostro passato, troppo spesso siamo indotti da retoriche martellanti a pensare a passati separati. Il nostro passato, la nostra storia e dunque il patrimonio di cui si è parlato finora è invece un luogo di incontri, è un luogo di meticciato, è un luogo di dialogo. Solo quelle letture nazionaliste di un tempo tutto sommato recente hanno cominciato a mettere delle barriere, a parlare di noi e di loro, questa retorica dominante del discorso pubblico. Un grande poeta napoletano del nostro tempo, Francesco Nappo, ha scritto questo verso: patria sarà quando saremo tutti stranieri. È un paradosso, ma è un paradosso che parla profondamente del fatto che in realtà, conoscendo il passato e il patrimonio, incontriamo persone che secondo i nostri parametri esclusivi, escludenti, ci sembrerebbero molto più straniere degli stranieri di oggi. Odorico da Pordenone, se lo incontrassimo, ci sembrerebbe molto più strano per come veste, per come parla, probabilmente per come odora, di quanto non ci sembrino strane le persone che vengono da lontano. La conoscenza del patrimonio culturale implica un'apertura, una convivenza, una tolleranza verticale verso il passato
che se la pratichiamo un po', non può che aprirci totalmente verso le diversità del presente. E questa è una delle lezioni che vengono fuori da questi percorsi, che hanno un valore politico. A un certo punto nel video, e poi lo diceva Morena Maresia, si impara che la tua storia è come la mia. Queste sono parole esattamente di Don Lorenzo Milani, che dice: ho capito che la mia storia è uguale alla tua e che quindi, diceva in fiorentino, sortirne insieme, uscirne insieme è politica e salvarsi da soli è avarizia. Cos'è la politica? È mescolare le storie, intrecciarle. Allora, il patrimonio culturale è una dimensione politica, cioè di costruzione della polis, della cittadinanza. I progetti di cui si parla in questo libro, e che, fatemelo dire, mi hanno profondamente riconciliato col Ministero dei Beni Culturali, io continuo a chiamarlo così, è stato scelleratamente chiamato della cultura, provocando alla fine il fatto che oggi sembra il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, il Ministero della Propaganda. La cultura non è di nessuno. Il patrimonio culturale si dovrebbe chiamare in un paese sensato Ministero del Patrimonio, che è l'espressione della Costituzione. Che cosa fa? Attua il progetto politico della Costituzione. Articolo 9. La Repubblica tutela, il secondo comma, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'unico articolo dei 12 principi fondamentali in cui ci sia la parola nazione, non associata alla religione, al sangue, al suolo, alla lingua, ma al paesaggio, agli alberi di Paola Caridi che è qua, al patrimonio, alla storia, alle pietre. L'articolo 3, la persona umana, il pieno sviluppo della persona umana senza distinzioni di razza, dice la Costituzione. Qualcuno vorrebbe togliere questa parola dalla Costituzione. Rita Levi Montalcini, che da ebrea era stata cacciata dalle scuole per le leggi razziste, diceva: io la lascerei quella parola perché la razza non esiste, ma i razzisti esistono. Allora forse è meglio lasciarla, per far capire che non per religione, non per sesso, non per nessuna ragione, non per lingua, e si avevano in mente le minoranze linguistiche, detto in questa regione ha un senso, Don Milani dirà: beh, quelle differenze di lingue si intendono anche le differenze di censo, cioè di padronanza della lingua e della scuola, ciò che permette di superarlo. E il patrimonio che cos'è se non una grande scuola? Questi progetti lo dimostrano, in modo esemplare direi, e non ne conosco molti così belli, così lucidi, così importanti nel paese. Veramente è un caso straordinariamente importante, sono molto grato di averlo conosciuto e ne parlerò. Poi c'è l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Nel patrimonio crescono cittadine e cittadini consapevoli. Se non si conosce si è sudditi, non si è sovrani. E io credo che una parte del potere politico ci voglia sudditi. Claudio Abbado diceva: la cultura serve a giudicare chi ci governa. Non è tanto incomprensibile che il fatto che chi ci governa non ami la cultura, allora forse lo si capisce perché. L'articolo 10, chi non gode degli stessi diritti democratici di cui godiamo noi in Italia, delle stesse libertà democratiche, ha il diritto di venire qua. Lo dice la Costituzione, ha il diritto di venire qua, non di essere deportato in Albania, di venire qua. I migranti economici non godono delle nostre stesse libertà, perché non è solo un fatto formale, è un fatto sostanziale la libertà. E l'articolo 11, il ripudio della guerra, in nome del quale si cede sovranità agli organismi internazionali che costruiscono giustizia e pace. Che cosa dice la Costituzione che all'articolo 2 riconosce i diritti dell'uomo? Che prima di essere italiane e italiani siamo umani, umane. Quando si dice retoricamente il patrimonio dell'umanità, ma vogliamo trarne le conseguenze pratiche, questi progetti traggono le conseguenze pratiche dell'idea che il patrimonio sia dell'umanità, e cioè che serva al pieno sviluppo della persona umana, prima che italiana, friulana, udinese. E quello che conta veramente, e questo progetto lo dice continuamente, questo filo che lega tanti progetti, non sono le cose, sono le persone. Noi non tuteliamo delle cose morte. Questi affreschi staccati, quelli che ancora sono sopra di noi, in una chiesa bombardata, in una chiesa che ha tutte le cicatrici della storia, queste cose non hanno diritti, sono cose morte. Il giorno che non ci sarà più un occhio capace di leggerli, sono un po' di materia che fusa a un intonaco, legata a un intonaco e staccata.
quello che dà vita al patrimonio sono le persone, e le persone sono diverse, e l'occhio diverso perché viene da lontano, diverso perché è in una condizione di marginalità, diverso perché non è abile secondo la retorica dell'abilismo. Appunto, ieri dicevo abile e arruolato, e cosa serve essere abili? Beh, spesso a fare le cose che non dovremmo fare, e proprio chi non le può fare ci ricorda che non le dobbiamo fare. Allora la persona umana e non le cose. Leggendo questo libro ho pensato che se volessimo cercare un Dio tutelare di questi progetti, un Dio pagano, io sceglierei Giano, il Dio Giano, perché Giano è innanzitutto il Dio degli inizi. Dal suo nome viene il primo mese dell'anno, gennaio, Januarius. Quindi ciò che inizia. Hannah Arendt diceva che, lo dice in Vita Activa, purtroppo gli uomini e le donne, gli umani muoiono, ma non siamo nati per morire, siamo nati per cominciare, per iniziare. Gli inizi hanno una grande forza, le nascite, la scuola, le rivoluzioni, sono gli inizi. Allora qui c'è una fortissima carica di inizio, attraversare la soglia, formarsi. Le ragazze e i ragazzi di questi progetti entrano nella vita consapevole, nella vita adulta, passando dalla soglia del patrimonio culturale. È il Dio delle frontiere, delle soglie, che non sono fatte per essere chiuse, ma per essere attraversate. È il Dio che ha nella iconografia classica due facce, una davanti e una di dietro, il futuro e il passato che si legano e che non sono separati. Il passato è morto se non è continuamente tenuto in tensione con il presente. Mark Bloch diceva: la storia non è la scienza del passato, ma degli uomini e delle donne nel tempo, cioè tenere in tensione presente, passato e futuro. E poi era per i romani antichi il Dio della pace e della guerra. Si aprivano le porte del Tempio quando c'era la guerra, si chiudevano quando c'era la pace. Questi progetti hanno a che fare con la pace e con la guerra. Se c'è la speranza di costruire un'umanità che non si faccia la guerra, è questa. Carlo Rosselli nel 1934 diceva: noi siamo antifascisti, non solo perché siamo contrari al fascismo, ma perché, lui diceva, siamo contrari alla ricchezza nelle mani di pochi e siamo contrari all'idea di un'umanità che si divida a frontiere e bandiere e si confronti con i cannoni. Ora, se questo è un progetto, e io credo che sia il progetto della Costituzione, cosa più che la scuola e quella grande scuola materiale che è il patrimonio culturale può permetterci di attuare quel progetto? Ora, io confesso che la politica del patrimonio culturale degli ultimi anni è stata molto diversa da questa. Il patrimonio culturale è stato visto come un grande prodotto che bisognava far conoscere non a cittadine e cittadini, ma a clienti e consumatori. I grandi musei autonomi secondo la bigliettazione, gli eventi dei ricchi nei musei, fino a trasformare poi il patrimonio in uno strumento di propaganda politica. La mostra del futurismo, in cui non c'è nemmeno fra gli organizzatori e il comitato scientifico nemmeno uno studioso serio di futurismo, ma che serve a dire che il futurismo è di nuovo culturalmente attuale. Ricordo un passaggio del manifesto futurismo: siamo per la guerra sola igiene del mondo e per il disprezzo della donna, chiuse virgolette. Diciamo, questo è ciò che oggi si vuole celebrare, non con la scienza, perché è giusto studiare il futurismo, ma studiarlo, non fare propaganda. Allora il patrimonio come veicolo commerciale, il patrimonio come strumento di regressione culturale, oppure il patrimonio come scuola di umanità, come luogo di liberazione, come luogo di riscatto. Allora questi progetti, che io spero che continuino, e che continuino con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza, dico anche una cosa personale, hanno reso concreto, e mi sono anche commosso a vederlo, quello che ho provato tante volte a scrivere, ma scrivere è facile, è anche un po' astratto, è un po' solitario, ma vedere che l'educazione sentimentale al patrimonio, vedere che il patrimonio come liberazione può succedere davvero, vederlo nelle facce, nei volti di queste ragazze e di questi ragazzi, per me è stato un grande regalo personale, questo è del tutto irrilevante. Credo che sia però invece davvero una strada,
io sto a Firenze, che come dire, è uno dei centri insieme a Venezia della commercializzazione del patrimonio. Tu sai meglio di me di che si parla, avendola contrastata in tutti i modi. Allora, un patrimonio che ci rende clienti e consumatori, che come dire, che spegne la mente e ci conforma in un'epoca in cui ci vogliono conformati, disciplinati, formattati. Oppure un patrimonio che esalta le diversità e che ci vuole liberare. Hannah Arendt diceva: c'è differenza fra liberazione e libertà. La libertà non esiste nel tempo se non si lotta per la libertà. Bisogna continuamente avere dei processi di liberazione. Allora chiederci ogni volta: ma questa cultura, questo patrimonio ci libera o ci conforma? Apre le finestre o le chiude? Apre la mente o la chiude? Ecco, io credo che questa serie di progetti siano in grado di liberarci. E guardate, il fatto che si rivolgano a chi è straniero, a chi è marginale socialmente, a chi è una persona con disabilità, è questa la chiave. E chiudo, poi anzi fra poco dovrò anche lasciarvi perché purtroppo devo ripartire, ma sono felice di avercela fatta, almeno esserci un po'. C'è un verso molto bello di Hölderlin, che è un verso molto caro alla filosofia tedesca, che dice che là dove c'è il pericolo, là cresce anche ciò che salva. Non si possono separare queste cose. Ieri l'abbiamo detto parlando di Gaza. Se c'è un luogo dove l'umanità rischia di finire, è Gaza. Però forse è anche il luogo dove l'umanità può ripartire. Dall'umanità più ferita, più marginalizzata, più oppressa, più scartata. E questo è vero anche per il patrimonio culturale. Non sono i ministri, non sono i sindaci, gli assessori, non sono i sovrintendenti, non sono i professori, non sono i rettori delle università. Sono le persone che in quel patrimonio trovano una via di riscatto, trovano una via di salvezza e insegnano a chi pensa di essersi salvato da solo che sortirne insieme è politica e salvarsi da soli è avarizia. Salvarsi da soli è impossibile. Questi progetti danno una strada concreta perché il patrimonio sia un luogo di liberazione. Dunque un grande grazie. Vuoi dire qualcosa tu o vogliamo far fare delle domande per 10 minuti? Sì, allora adesso partire dopo queste introduzioni vi confesso che non è facile. Grazie, volevo solo dire che proprio in questi progetti la partenza del patrimonio culturale e di tutto l'impegno e la fatica che le soprintendenze e tutti quelli che anche qui nella periferia dell'impero lavorano tanto per tutelare il patrimonio, è proprio perché le pietre, gli affreschi, i reperti archeologici che tuteliamo possano continuare a parlare, perché il lavoro per tutelarlo è proprio tanto. Lo so. E pensare per chi li restauriamo. Io sono una restauratrice e uno degli assiomi, come avete appunto detto, del restauro è quello di Cesare Brande che dice che si restaura la materia perché venga mantenuta la potenzialità di future epifanie. Epifanie come chiunque quando incontra un'opera d'arte sviluppa idee, emozioni, sempre diverse perché ognuno lo incontra col bagaglio culturale che ha, con l'emozione che ha quel giorno, con la stanchezza. E questa potenzialità di emozioni che è infinita era quello che volevo valorizzare in questi progetti. E infatti le lezioni, anche per spiegare a chi veniva da posti lontani dove l'idea di patrimonio culturale, di tutela non esiste, hanno partecipato ragazzi anche totalmente non alfabetizzati e hanno lavorato benissimo. Io posso dire che il progetto ad esempio Porte e Portali, ho qui anche dei ragazzi che hanno partecipato ed è splendido perché voleva anche dargli una potenzialità di creare rete sul territorio, di superare pregiudizi reciproci, perché anche i ragazzi dei nostri licei non è scontato conoscere l'altro e avere l'occasione.
Ed è secondo me bellissimo che questa occasione sia stato il patrimonio culturale, che è stato il testo e il pretesto delle attività. E per superare questi giudizi, pregiudizi e anche per comprendere e guardarsi attorno. E noi diamo per scontato il patrimonio culturale che abbiamo tante volte nelle nostre quotidianità. E abbiamo cercato di guardarlo, di osservarlo, disegnarlo e comprenderlo. Abbiamo spiegato un capitello in tutte le lingue possibili o un architrave, ci sono le immagini, no? Spiegata in urdu, in pastu. Infatti abbiamo dato nuove lingue. I beni culturali nei video, tutti questi progetti si basano sulla gratuità e sono assolutamente ripetibili, e nel libro le giornate di studio hanno questo scopo, sono ripetibili a costo praticamente zero. I video montati dai ragazzi sono fatti col cellulare, 2 matite e 2 fogli. E il loro impegno. Se penso a quanti soldi butta via il Ministero dei Beni della Cultura. Posso aggiungere una cosa? Tu dicevi, io sono restauratrice. Una delle cose che colpiscono in questo lavoro e che illuminano un aspetto del patrimonio culturale è che la retorica della bellezza è una retorica pericolosa, perché è una retorica della perfezione. E veniamo messi di fronte spesso da questa retorica a opere d'arte che ci vengono presentate come smisuratamente più grandi di noi e dunque alla fine disumane, perché sovrumane. Quando invece ci accostiamo materialmente al patrimonio, guidati da persone che lo conoscono, vediamo quello che vediamo qua intorno a noi. Il patrimonio culturale è un luogo di ferite, è un palinsesto di rotture, di perdite, come la vita, come i nostri corpi che invecchiano, che hanno acciacchi, che hanno limiti per qualunque ragione. Allora proprio il patrimonio è un luogo che spiega che non bisogna affatto essere perfetti o competitivi. Per questo quando Chiara Ferragni fu invitata agli Uffizi per promuovere la Venere di Botticelli come se fosse un Pandoro, scusate la battuta, io ritenni che la cosa fosse non che dissacrasse le opere. A me Botticelli è una tela con del colore attaccato sopra, non è sacra, ma che invece di aprire una finestra sulla diversità fornisse in fondo un altro specchio narcisista e che alla fine induceva alla perfezione formale e quindi metteva in crisi e quindi rendeva ansiosi, un patrimonio ansiogeno perché bello e perfetto. Il patrimonio non è perfetto, è rotto, è sbreccato, è da restaurare, i restauri devono lasciare le ferite in vista. E da questo punto di vista, tanto per dialogare con le altre culture, i giapponesi hanno questa cosa che si chiama kintsugi, cioè incollare, aggiustare le porcellane non facendo sparire le rotture, ma rincollandole con un mastice dorato, perché la perdita, la rottura, la lacuna è preziosa, come le cicatrici della nostra anima, come il nostro malessere dall'adolescenza alla vecchiaia. Il patrimonio è questa cosa qui, non è una scuola di perfezione, è una scuola di umanità. Per questo credo che il tuo mestiere di restauratrice ti abbia molto aiutato in questo, se non sbaglio. Sì, anche qui in Friuli abbiamo delle ferite recenti. Infatti uno dei tasselli che raccontano l'identità e definiscono i friulani, no, la tenacia, la caparbietà, è il terremoto di 50 anni fa. Uno dei simboli, lo racconto anche nel libro, ad esempio la ricostruzione del Duomo di Venzone, dove visibili sono le lacune, visibili sono le discontinuità date, le pietre dello scandalo. Le pietre, e dove soprattutto lì c'è stata una prima comunità di eredità ante litteram rispetto alla Convenzione di Faro, perché lì i progetti erano tanti, ma la comunità ha rivoluto la sua chiesa come era, con le sue pietre e con la possibilità tecnica che è stato possibile fare quel restauro per Anastilosi, incredibile. Come il ponte a Santa Trinita a Firenze dopo la guerra, come i templi di Angkor in Cambogia. E questo credo sia una cosa anche importante, perché troppo spesso un purismo tecnico si è opposto all'idea di ricostruire le cose come erano e dove erano. Ponte Santa Trinita a Firenze è stato ricostruito, ma i quartieri intorno, nonostante che Bernard Berenson supplicasse di rifarli così, sono stati ricostruiti moderni e sono terribili. Questo ci dice anche che il legame sentimentale conta, non contano solo le pietre. Certo, infatti la comunità di eredità e cercare di costruirla adesso in questa società liquida in cui tutti noi ci muoviamo, ma il patrimonio rimane fermo. E l'idea è che comunque
costituisce un tassello della nostra identità, che ci muoviamo. Anche le mie figlie andranno a studiare all'estero, cercando speranza e fortuna come i ragazzi che arrivano qua, nello stesso identico modo, come sono partiti i nostri genitori. Il Friuli ha una storia di immigrazione, non c'è una famiglia che non ha... Mio papà era andato in Australia, quindi tutti sono... questa storia di partenze, eccetera, di cui ci si sente parte. E cercare di dare dei riferimenti in cui è quella piazza, che ho fatto quell'attività, che ho incontrato quella persona, gli dà un valore in tutti i tasselli di un futuro dove tutti, come abbiamo detto anche nel video, tutti siamo in viaggio. Definire stranieri è stato difficilissimo, infatti non riuscivo a definire l'altro, infatti ho detto chi si è alfabetizzato all'estero, volevo che fosse qualcuno che aveva un background culturale altro che non fosse l'abitudine di aver visto le cose che ci sono qui. Hanno partecipato persone dai 15 agli 80 anni, arrivate da 20 anni, arrivate da 15 giorni, portando ognuno una propria esperienza. La cosa bella è che tutti i lavori fatti sono tutti diversi uno dall'altro, non c'era un format, ma c'è stato invece un accompagnare nel conoscere, nel sentire proprio, nel sentirsi appartenere ai luoghi e sentire che questi luoghi poi ci appartengono, che penso sia alla base del avere cura, tutelare, ed è proprio il nostro lavoro. Ed è proprio questa una parola su cui Paola Caridi ci ha aiutato molto a riflettere all'inaugurazione dell'anno accademico alla nostra università, in cui lei ha tenuto la lezione inaugurale dell'anno accademico, raccontandoci come, per esempio, i coloni israeliani dicano la terra ci appartiene e i palestinesi dicano apparteniamo alla terra. E riflettere sul possesso, riflettere sull'appartenenza, riflettere sul rapporto fra le comunità umane e il non umano è un'altra grande frontiera. Ieri ci dicevamo come Papa Francesco ci abbia aperto gli occhi sui limiti gravi dell'antropocentrismo, del dominio, del possesso, e invece ci sia un'idea di custodia. Allora, se siamo custodi non ci sono identità prevalenti, è una custodia comune, quindi diciamo un'appartenenza intesa non come possesso. Credo che anche questo sia qualcosa che va ben oltre il patrimonio, cioè qualcosa che ci serve se vogliamo costruire un mondo intanto che sopravviva e poi che sia in pace. Sono le 11. Io temo di dovervi salutare, però loro rimangono qua, per cui grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Grazie di cuore, grazie. Grazie, un bacio. Complimenti. Grazie. Grazie sovrintendente, scusate. Grazie. Ciao Andrea. Buon lavoro, poi ci sentiamo. Grazie. Le ripasso, allora io dico due robe, poi le ripasso la parola. Allora, io intanto voglio ringraziare tutti per l'attenzione, invitare tutti a anche segnalare che l'idea di pubblicare questo libro è stata proprio perché questi progetti, queste idee, queste sperimentazioni che sono state fatte, anche con il ruolo che può avere un ente pubblico, siano regalate, siano condivise, ci sia la possibilità di replicarle, che vengano migliorate, cambiate, che queste piccole intuizioni possano continuare a camminare. Ci sarà un convegno oggi pomeriggio e domani proprio pensato a questo, di cui anche la grande disponibilità di relatori, una multidisciplinarietà che affronterà tanti dei temi trattati nei vari progetti. Una delle parti che a me piace, a cui tengo di più, sarà la conclusione di questi 2 giorni, che si chiama Vedere Futuro. Vedere Futuro erano 2 parole un po' sgrammaticate che uno dei ragazzi migranti, minore straniero non accompagnato, aveva deciso di usare per raccontare la sua esperienza alla fine del percorso di Porte e Portali. I progetti non li abbiamo definiti, ma c'è il libro, nel dettaglio, scusa, perché questa sua esperienza, una delle poi pochissime esperienze in cui
questi ragazzi si sono sentiti al pari degli altri anche in senso di parità di genere, perché molti arrivano attraverso la rotta balcanica da luoghi in cui c'è una divisione, una segregazione di genere, in cui le donne non possono, le ragazze non possono studiare, e quindi si trovavano per la prima volta nella loro vita a fare dei progetti con le ragazze dei licei udinesi e friulani, perché lavoravano assieme. I ragazzi migranti e i ragazzi dei licei, erano progetti di alternanza o PCTO, quindi ragazzi della stessa età, 16, 17, 18 anni, che allo stesso modo stavano costruendo il loro futuro e che si sono trovati nel disegnare porte e portali, quindi la semantica della porta, del passaggio, dell'essere sulla soglia, della chiusura, dell'ingresso, si sono trovati a essere tutti ragazzi con speranze e sogni allo stesso modo. E vedere futuro, ho invitato alcuni di questi ragazzi, anche se sono passati diversi anni da quando abbiamo fatto i progetti, perché quando si fanno i progetti ci sono dei numeri, quante scuole, 200 studenti, quanti insegnanti. Volevo dare dei volti, dei nomi e delle storie a questi numeri. E sono ragazzi a cui queste attività, queste esperienze, come dice Massimo Recalcati nell'ora di lezione, che basta un'ora che può cambiare la vita e che forse non sono le materie che si imparano, ma la passione che gli insegnanti mettono nella materia, che possono cambiare delle strade. E vedrete ad esempio una ragazza che adesso è un medico, è uno dei nostri medici di base, ma che anche dopo questa esperienza dove ha anche deciso di imparare a parlare Urdu e Pashto per comprendere meglio, per capire, per creare relazioni, è stata per molti mesi il medico del centro di accoglienza qui di Udine, dove centinaia di migranti, e racconterà dell'umanità che ha potuto incontrare e che è iniziata in quella sua prima esperienza di conoscenza. Ho altri ragazzi, altri ragazzi ad esempio, che hanno amato il Friuli, non so se dopo... domani uno ha preparato per regalare a tutti delle poesie e ha fatto un lavoro su tutti i posti del Friuli, una ricerca, un giovane videomaker, ha fatto un lavoro bellissimo. Non so quanti friulani conoscano bene Pesaris, piuttosto questo dicendo grazie al Friuli che mi ha accolto, e quindi ha dato il suo contributo. E un altro ragazzo, Amar, di cui la sua storia è raccontata anche nel libro da una nostra carissima collega, che questo incontro gli ha dato la possibilità di entrare in una rete familiare, che lo ha portato ad avere un lavoro, ad essere indipendente e a costruire il proprio futuro, che non è sempre facile per chi arriva. Questo ragazzo, ve lo dico anche questo dettaglio, che mi diceva sposta il convegno perché torno a casa, dopo 10 anni a trovare la mia famiglia, mi vado a sposare con una fidanzata e dovrebbe ritornare la prossima settimana, vediamo se potrà collegarsi, perché ci fa dare un nome anche, e chi ha partecipato ai progetti, ma anche conoscerli, a tutti i numeri che leggiamo anche sui giornali di chi arriva e chi non arriva. Amar mi ha chiamato ieri mattina e purtroppo è in Pakistan e l'India ha bombardato a 3 chilometri da casa sua. Questo è. Se i paesaggi che noi tuteliamo, come raccontato anche nel video, sono un'idea di pace, di convivenza, sono come l'idea di pace, la sensazione di pace che ha dato, abbiamo anche dei video realizzati da alcune ragazze palestinesi che erano qui da 2 mesi e che immaginavano la possibilità concreta di essere arrivati e poter mettersi a studiare e avere un futuro raccontando il nostro patrimonio, è proprio anche quello che forse vale la pena tutto il nostro impegno per tutelare quel paesaggio, quel luogo e quel valore. Grazie e ripasso la parola all'architetto Minosi. Difficile parlare dopo l'intervento preziosissimo del professor Montanari e dopo le parole di Morena. Ancora di più pensiamo che questa sia la strada, questa sia la modalità con cui dobbiamo procedere.
Quindi questo, abbiamo parlato di inizio, di rinascita, ecco questo non è la fine di un percorso, deve essere l'inizio di un nuovo percorso. In realtà la dottoressa Maresia non si è mai fermata, perché al di là dei progetti che sono presenti all'interno del libro, altri progetti sono partiti, penso a Torre a Pordenone, penso a una serie di altre convenzioni che abbiamo costruito con UNICEF, quindi progetti importanti e progetti grandi. Perché il patrimonio culturale ci fa ancora una volta pensare che noi non siamo qui e basta, ma siamo connessi all'interno di un sistema che travalica quelli che sono i confini, e nel momento in cui noi adesso siamo qui, abbiamo la fortuna di poter parlare di cultura, di poterci confrontare, contemporaneamente in altre parti del mondo sta succedendo tutt'altro, quindi dobbiamo riconoscere innanzitutto la fortuna in cui ci troviamo, ma dobbiamo far sì anche attivarci concretamente perché quella pace di cui parlava il professor Montanari sia poi veramente conseguita e conseguita nella maniera corretta, non attraverso l'uso di armi. Grazie per questo progetto che ci ha aperto le menti. Credo che continueremo su questa strada e la nostra soprintendenza ne ha tutta la volontà, tutta la voglia, il desiderio di portarla avanti. Adesso ci sono anche tutti gli altri colleghi che ovviamente hanno partecipato, la dottoressa Francescutti che negli anni ha dedicato tantissima passione, tantissimo impegno al tema dell'educazione al patrimonio, quando magari ancora non si parlava neanche di educazione al patrimonio. Da parte di tutti c'è veramente grande entusiasmo. È ovvio che i nostri uffici fanno anche tanta fatica perché noi abbiamo incombenze amministrative tante e tali, e riuscire a conciliarle anche con attività di questo tipo ovviamente è difficilissimo e dobbiamo fare i salti mortali, però lo facciamo perché reputiamo che sia veramente la strada giusta e che è un tornaconto anche per il nostro stesso lavoro, perché quanto più c'è cura nei confronti del nostro patrimonio culturale, inteso proprio come questa la cura che può dare una mamma, no? Proprio l'accoglienza, l'attenzione nei confronti del patrimonio, tanto più facile sarà anche il nostro lavoro e tanto più potremo far sì che questi beni durino nel tempo e che abbiano possibilità di vivere ancora a lungo nel tempo. Quindi grazie a Morena, grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato negli anni, perché stiamo parlando anche di progetti che hanno preso avvio molto tempo fa, quindi ringraziamo veramente tutti, speriamo di trovare ancora nei prossimi anni questa possibilità di lavorare insieme e noi da parte nostra ce la mettiamo tutta, ecco. Grazie. Sì, la chiusura. Sì. E adesso passo nuovamente la parola al dottor Pessina. Beh, grazie. Non credo di avere molto da aggiungere. A questo punto, come dire, chiuderei con un invito alla lettura, non solo del nostro libro, ma c'è un altro bel librino, secondo me, di Marco Aime, un antropologo di una ventina di anni fa, che si intitola Eccesso di culture. È molto molto interessante. È molto interessante un po' perché mette proprio in guardia di fronte a questo uso strumentale che alcuni fanno del concetto di identità culturale, eccetera, ma anche e soprattutto perché ci ho trovato un passaggio che un po' mi ha colto di sorpresa, mi ha invitato a riflettere. Nel libro Aime dice, tutto sommato è sbagliato dire, o perlomeno non è giusto dire semplicemente siamo tutti uguali. La cosa importante alla quale ci dobbiamo come dire, abituare ed educare è ad accettare le differenze e a rispettare le differenze di abilità, le differenze di sesso, le differenze di religione e credo politico, le differenze anche di inclinazione sessuale. E questa è la chiave per creare una società, come dire, più giusta. Abituarsi al fatto che ci confrontiamo con persone che possono essere differenti da noi, differenti per provenienza, eccetera. Credo che questa sia una cosa molto importante. Grazie Morena.
se posso ancora un minuto, volevo ringraziare perché tutti i progetti che vogliono poi creare rete sono nati perché ci sia anche questa possibilità di collaborazione, sono nati da relazioni durate nel tempo. E volevo ringraziare solamente, oltre che tutti i singoli a cui faccio veramente già abbraccio, ci siamo già abbracciati prima, anche tutti i gruppi e le scuole oggi presenti, il Liceo Scientifico Marinelli di Udine con le docenti Marisa Dario e Elena Zoratti, il Liceo Classico Stellini con Roberta Costantini e Monica Del Fabbro, poi abbiamo il Liceo Einstein di Cervignano con Maria Paola Celedoni e Moschione Tamara, la Casa Famiglia Don Bosco, centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati del Bearzi, accompagnati da Antonio Vizza, l'associazione I Petali, accompagnata da Graziana Modolo, la comunità Pier Giorgio Onlus, accompagnati da Lara Brighenti, l'associazione Alice, accompagnata da Maria Gariup, il Minimu Museo dei Bambini di Trieste, accompagnati da Ferruccio Butt, la cooperativa sociale Itaca, i servizi Sirio di Gemona e Tolmezzo, accompagnati di Matteo Palla, che sono anche tra gli autori di alcune delle foto presenti del libro, perché l'idea è che ci sia un'idea di welfare generativo, ovvero che le persone non siano considerate solo beneficiari di servizi, ma anzi siano risorse, ma siano ricchezze per tutta la comunità. E in questo caso loro e i ragazzi della meravigliosa Radio Magica Academy, che so che Enrico compie anche gli anni oggi, accompagnati da Giovanna, da Lorenzo Pitta, Giovanna De Apollonia e Zora Burelli, che hanno anche loro realizzato le foto per il libro, la cooperativa Piccolo Principe di Casarsa, accompagnati da Filippo Fioretti, l'associazione Insieme si può, accompagnati da Dolores Perez, e il centro diurno di Trieste, accompagnati da Daniela Giorgi, e l'associazione Ragazzi in Gioco, con cui abbiamo fatto adesso proprio un lavoro su un quartiere di periferia di Pordenone su Villanova, con 75 ragazzi che avevano 25 nazionalità diverse di provenienza, che hanno dato valore a quel quartiere a cui appartengono, e hanno fatto un lavoro bellissimo con oggi c'è come referente qui Anna Zucchetto. E ringrazio tutti e basta, e mi taccio.